vantaggio competitivo rispetto ad altri territori non si improvvisa, non capita per caso, perché ci mettiamo lì 2 soldi. Va costruito nel tempo e per tempo attraverso un insieme di politiche industriali che nel tempo appunto contribuiscono a determinare il vantaggio competitivo di un territorio, di una filiera, di un comparto, di una specializzazione. E in questo senso c'è il primo limite di questo progetto di legge, ovvero che appare come un'iniziativa isolata, indebolita dall'assenza di strutturali e definite politiche industriali regionali. Lo hanno rilevato anche le organizzazioni economiche durante le audizioni che abbiamo fatto, politiche industriali che siano in grado davvero di incidere positivamente sulla crescita economica e sulla produttività dei fattori, di influenzare la propensione all'innovazione e alla creazione di conoscenza di questa regione. Questo inattivismo che dura da decenni sul fronte delle politiche industriali, peraltro, non incide negativamente soltanto sui fattori di competitività tra la nostra regione e gli altri territori, ma anche sulla capacità che noi abbiamo di accompagnare e organizzare questo sviluppo in una traiettoria di coesione sociale e di occupazione di qualità. A me non convince, lo dico all'assessore Marcato, e del resto lo hanno indicato anche le organizzazioni di categoria, la scelta di tenere le maglie totalmente larghe in questo progetto di legge rispetto all'individuazione dei settori che si ritengono strategici per lo sviluppo e per la coesione, perché le valutazioni di allocazione delle risorse in un settore o in un comparto rispetto ad un altro non sono neutre, assessore Marcato, sul piano occupazionale ma anche sul piano delle catene del valore che vogliamo andare ad incrociare. E ciò che mi convince ancora meno è il fatto che questa proposta prescinde di fatto da un monitoraggio del tessuto produttivo regionale e degli impatti che determinate scelte, anche quelle connesse a nuovi insediamenti produttivi, possono generare sul nostro territorio.